Benvenuti a voi in sala, benvenuto ai nostri ospiti Purini, Achille Bonitoliva, Stefano Chiodi e Andrea Cortellessa. Siamo qui questa sera per un incontro che dovrebbe in qualche modo fare un bilancio, parlare attorno a un'iniziativa che è stato l'episodio, la mostra, peraltro prorogata a Palazzo Reale di Milano, dedicata alla transavanguardia italiana, e che ha visto tutta una serie, come direbbe Achille, di costellazioni, vale a dire una serie di mostre dedicate ai singoli autori, mi pare già aperte a Modena, al Pecci di Prato e al Marca, quella di Cucchi a Catanzaro, e che vedrà a breve aprirsi la mostra dedicata a Mimmo Paladino, credo all'ex Gil di Roma, e successivamente a Palermo quella dedicata a Clemente. Questo incontro si inserisce all'interno del ciclo Le mostre raccontate, che è un tentativo dell'Accademia di dar conto a situazioni espositive, culturali, manifestazioni fuori Roma che possono in qualche modo essere argomentate e occasione di confronto e di dibattito all'interno dell'Accademia stessa. Il ciclo di iniziative pensato, progettato e realizzato da Achille con l'incipit di novembre appunto a Palazzo Reale di Milano si inserisce oltretutto all'interno delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia e proprio per questo, come è stato scritto in catalogo dai vari prefatori, il fatto di aver toccato diversi punti, diverse città italiane è anche un segnale di come questo movimento nato alla fine degli anni 70 sia in qualche modo un tentativo di riconnettere questa identità italiana a questo fenomeno esploso appunto alla fine degli anni 70. Certo, è anche sorprendente che l'Accademia Nazionale di San Luca ospiti un dibattito di questo tipo. La motivazione più semplice potrebbe essere che alcuni di questi componenti del gruppo dei Magnifici 5, alcuni sono accademici e ci auguriamo che presto lo diventino anche gli altri. Ma c'è una ragione forse più sostanziale che potete vedere anche guardando le opere esposte in questa sala. Abbiamo da una parte Pietro da Cortona che rilegge la loggia raffaellesca di Amore e Psiche e proprio dietro di noi relatori, il quadro di Raffaello, o presunto attribuito a Raffaello, ma con molte ipotesi attribuzionistiche, che è una sorta di palinsesto storico a partire dalla prima attribuzione agli anni giovanili di Raffaello, alla possibilità che sia stato concluso dagli allievi, addirittura che sia stato pensato attorno agli anni 60 del Cinquecento a più mani con l'avvio del stesso tema da parte di Vasari nella tribuna dell'Annunziata a Firenze, addirittura che sia stata una sorta di ascrizione dell'Accademia di San Luca alla linea raffaellesca come succedanea da parte di Zuccari, che vuole questa ascrizione al filone raffaellesco, per cui fa fare da Tanzio, da Urbino, un falsario di quegli anni, siamo nel 1580, un quadro finto Raffaello. Ecco, allora questo sorta di palinsesto su cui si stratificano poi gli interventi di Scipione Pulsoni negli anni 60, successivamente quelli di Antiveduto Grammatica, e poi nell'Ottocento Camuccini, e negli anni 50 interviene pesantemente nel restauro Piccocellini, può essere un manifesto di questa sorta di attraversamento epocale, e per l'icona e per il movimento che ospitiamo oggi e che cerchiamo su cui cerchiamo di dibattere. Achille ci aveva già abituato prima della fine degli anni 70 ad un'altra grande rivoluzione, che era la rivoluzione curatoriale, vale a dire con le mostre memorabili, Amore mio a Montepulciano, Persona a Belgrado, Vitalità del negativo, e poi nel 73 Contemporanea, aveva cambiato vistosamente il modo di impostare il problema della visibilità dell'arte contemporanea. Ecco, quindi questa sua seconda rivoluzione copernicana, diceva lui nel filmato, è il primo tentativo di dare una dimensione internazionale. Io ricordo che c'è stato questo altro straordinario tentativo, che fu appunto l'impostazione di una novità curatoriale, che poi ha preso avvio e direi il volo con mostre altrettanto importanti, tutte legate in fondo a un antecedente storico, che è stata una piccola mostra che io definirei intimista da boudoir, che era Trasparenze, disegno e trasparenze del 76. Attorno a questa mostra sono filiate poi tutta una serie di piccole mostre dovute a Giuliana De Crescenzo, a Lucio Amelio, tutte piccole mostre diciamo da galleria privata. Ecco, su queste
a un certo momento Achille mette una sorta di protettorato pensando, progettando e realizzando la mostra della fine degli anni 70 per Acireale e successivamente le piccole mostre al Palazzo di Genazzano, le stanze, opere fatte d'arte, eccetera. Da lì prende il decollo con la teorizzazione di Achille su flash art in un articolo memorabile del 79 in cui vengono suggeriti tutti i portati innovativi appunto della transavanguardia, dall'idea della sontuosità, dall'idea dell'attraversamento, del nomadismo culturale, del superamento del darwinismo linguistico. So già che... Scusami? Dell'eclettismo, mi sta suggerendo giustamente, ecco, e via dicendo. Non voglio togliere ulteriormente la cosa, mi piace segnalare per un fatto autobiografico, io purtroppo sempre queste cadute di stile, ma nell'81 credo siamo andati io e Achille, a nostra reciproca e per fortuna insaputa, in America, a vedere una mostra curata da Diane Waldman e Lisa Davidson sulla nuova visione dell'arte italiana al Guggenheim. E da lì è partito il mio interesse, proprio scoprendo la straordinarietà di questa mostra con un occhio diverso che era quello dell'occhio americano, che finalmente mi permetteva di dare corpo e sostanza a una mia particolarissima visione della transavanguardia, che per me era tutta raccolta in questa boîte en valise, come avrebbe detto Duchamp, la piccola raccolta dei cataloghi di quegli anni. Non so se Achille se ne ricorda, sono tutti cataloghi che in maniera aurorale Mazzoli avviava con 3 o 4 artisti secchi, con canzone, eccetera, tutta una serie di opericciuole che io ho conservato gelosamente e che questa mattina ho portato via dalla mia biblioteca personale per mostrare a chi poi vorrà consultarli, naturalmente con delicatezza. Credo di dover interrompere, lascio la parola al professor Purini. Si è raccomandato di parlare per primo. Anzi, ti sei ricordato di dimenticare che ti ho cacciato dalla camera da letto, perché avevamo una camera con 2 letti separati, io poi ho avuto da fare, non potevamo estinguere, l'ho cacciato, vero o no? Stavamo in un albergo specchiatissimo, il Dorset Hotel, in cui prima di noi c'erano stati solo i Rolling Stone. Ecco, io mi sono trovato a condividere la stanza, naturalmente siccome Achille, adesso lo dico diciamo per esagerare, cioè comparivo ogni tanto verso le 2 di notte con delle negrone, per cui diciamo... Scusami? Io sono bianco. Ecco, per cui lì è iniziato il mio rapporto tutto privato e diverso da quello di Achille nei confronti degli artisti della transavanguardia. Quella notte hai dormito all'addiaccio, dai. Adesso la parola a Purini perché con la lettera P viene per primo. Buonasera. Io farò un intervento breve perché il mio è diciamo, le mie sono alcune riflessioni dall'esterno, cioè interessate, ma ovviamente con un punto di vista laterale su un fenomeno che ovviamente ha interessato molto del mio pensiero sull'arte contemporanea. Ovviamente quando dico dall'esterno, quindi vi prego di scusare qualche imprecisione che ho cercato di colmare, ad esempio leggendo attentamente questo catalogo milanese che, devo dire, dà una ricostruzione estremamente suggestiva nonché, come dire, completa di questo fenomeno, che però presenta a mio avviso alcuni punti sui quali secondo me da adesso in poi, dopo proprio questa mostra, occorrerebbe fare un certo lavoro che forse non spetta a me ma di cui mi interesseranno i risultati. Ecco, la prima cosa che vorrei dire è che il fenomeno della transavanguardia è intrinsecamente legato alla postmodernità, cioè è anzi un aspetto fondamentale della postmodernità. Bonito Oliva cita questa data, 1973, la guerra del Kippur e tutto quello che ne è conseguito. Io anticiperei di un anno e riferirei, diciamo, questa condizione postmoderna anche alla presa d'atto da parte del capitalismo della sua fine o della necessità di una sua profonda trasformazione. Quel famoso libro del 72, quindi un anno prima la data che Achille Bonito Oliva indica, che è i limiti dello sviluppo, laddove proprio dall'interno del capitalismo si comincia a mettere in crisi questa idea dello sviluppo, che è esattamente anche lo sviluppo che l'arte moderna si era data, quest'idea teleologica che, diciamo, procede l'arte moderna verso un progetto che funziona in modo lineare e che
sostanzialmente è fatto di manifesti che vietano piuttosto che permettere, cioè i manifesti di tutti i movimenti artistici si leggono con attenzione, più che aprire verso certe prospettive chiudono nei confronti di alcune cose che si possono fare. Pensiamo alle scomuniche dei surrealisti, per esempio, no? Per cui chi faceva una cosa che, come dire, sfuggiva le linee dettate dal manifesto veniva, diciamo, radiato immediatamente. Quindi questa idea dello sviluppo che viene messo sotto accusa, e qualche anno dopo da Pasolini stesso, 2 o 3 anni prima della transavanguardia, quando distingueva tra progresso e sviluppo. Per lui lo sviluppo andava condannato, il progresso invece andava visto come un'evoluzione umana, eccetera. E quindi bisogna mettere in rapporto profondo transavanguardia e postmodernità. Ricordando la postmodernità ha sostanzialmente 2 aspetti fondamentali. Uno che è stato sviluppato soprattutto dai francesi, Lyotard per esempio, con il quale Bonito Riva ha avuto una polemica, che, diciamo, fondava se stesso sull'immateriale, vale a dire sul ruolo che le tecnologie digitali devono avere per il nostro futuro. E c'era invece una postmodernità, come dire, materiale e materica, nella quale invece veniva riproposta la possibilità di un pensare libero che faceva, diciamo, che fondava se stesso sulla corporeità della vita, e quindi non la prospettiva immateriale, quindi di nuovo astratta del digitale, ma, diciamo, la problematica complessa, vivente, contraddittoria delle metropoli, della vita umana, dell'immaginario, con tutto ciò che ne comporta. Questa condizione postmoderna apre su un'altra condizione su cui la transavanguardia ha detto cose fondamentali, che è la globalizzazione, perché la globalizzazione non nasce nel 1989, ha un'incubazione più lenta. Quindi la transavanguardia è una delle prime manifestazioni, devo dire, di globalizzazione in senso proprio, e in effetti la frase famosa, lo slogan di Achille Bonito Riva, l'artista oggi non vuole passare più alla storia ma alla geografia, racconta proprio di questo passaggio in cui l'artista non si confronta più col successo che avrà o che ha avuto, ma vive la condizione della conoscenza nel mondo in modo, come dire, tale da configurarsi come l'esito stesso del suo lavoro. Quindi la globalizzazione, la postmodernità e la comunicazione. Ecco, gli anni 80 sono gli anni in cui, diciamo, il mondo della comunicazione assume una dimensione totale, e anche la transavanguardia comincia a misurarsi con la necessità che l'arte utilizzi la comunicazione come mezzo per raggiungere quella dimensione globale, che poi vedremo come è fatta però nella transavanguardia rispetto ad altri modi di pensare questa cosa. Quindi sono, secondo me, queste 3 grandi sfere che si intersecano, che forse costituiscono un'unica sfera, che è, diciamo, come dire, l'ambiente, no, da cui nasce la transavanguardia, che nasce anche sviluppandosi attorno a tre contraddizioni positive che io intravedo in questo fenomeno. Che transavanguardia sì significa, come ripete spesso Achille Bonito Riva anche in questa bella intervista che abbiamo visto, è attraversamento, ma è anche oltrepassamento. Quindi, diciamo, la transavanguardia è in qualche modo un attraversamento, ma anche un oltrepassamento dell'avanguardia nel momento stesso in cui si configura alla fine come un'avanguardia ulteriore. Quindi è in qualche modo fuori dalla problematica delle avanguardie, ma nello stesso tempo si configura come un movimento d'assalto che produce eversione, sconvolge il tessuto delle correnti, eccetera, irrompe con una violenza, devo dire poco, tra l'altro poco che si è verificata poche volte con quell'intensità e con quella velocità non ottenere i suoi effetti, per cui è contro, per così dire, l'avanguardia, la attraversa, la oltrepassa, ma di nuovo si configura come una, e quindi alla fine la rinnova. Questa avanguardia, l'ho già detto, è un'avanguardia che non vieta nulla, ma addirittura promuove, e anzi direi che il successo degli artisti, la possibilità degli artisti dell'avanguardia di non rimanere prigionieri di questa sigla,
è proprio una libertà che loro si sono dati non avendo dietro un manifesto che gli avrebbe vietato una serie di incursioni che invece ciascuno di loro ha fatto e che gli ha permesso di rinnovarsi all'interno di questa scelta importante che loro hanno fatto attorno al 79. E un'altra contraddizione positiva, molto positiva, la ricerca di una dimensione mondiale, non però ricercata all'interno di un annullamento dell'individualità, ma all'interno di una riscoperta delle proprie radici, che è poi il contrario di quell'idea di globalizzazione per cui la cultura globale e l'arte globale sarebbe una specie di esperanto, una specie di collage, di montaggio di diverse situazioni che dovrebbero costruire una sorta di linguaggio universale. No, la transavanguardia dice la cosa che bisogna dire con forza, che solo le culture locali che accedono alla dimensione globale hanno un significato e non la ricerca di dimensioni ottenute attraverso un dosaggio magari accurato di elementi culturali provenienti da diversi ambiti che poi vengono sincretizzati e costituiscono un linguaggio che si presume possa essere, diciamo, adatto a ogni situazione. La terza elemento contraddittorio positivamente che io vedo è la riscoperta da parte degli artisti del gesto e del segno e nello stesso tempo della gestualità. Un segno però molto diverso dal segno per esempio della pittura astratta, che è un segno che si pone come grammatica e sintassi assieme, ma è un segno che si fa totalità, quindi non ha nessuna regola interna, non c'ha nessun appunto elemento esclusivo, ma ha un atteggiamento opposto che è totalmente inclusivo, e quindi il recupero attraverso questa dialettica tra segno e gesto, per esempio del tema della composizione, pensiamo ai quadri di Kiev per esempio, il senso del colore, il rapporto alla composizione, il senso del disegno, lo ricordava lui, in quanto per così dire ripensamento a un fondamento, come dire, materiale, quindi l'emissione energica del corpo che traccia sulla tela un percorso immaginifico. E questi tre elementi sono, diciamo, a mio avviso alla base della riscoperta che la transavanguardia va del concetto stesso di arte, che però non sarebbe possibile senza l'intervento artistico dell'inventore della transavanguardia, cioè quindi i 5 artisti sono 5, ma in realtà sono 6, perché diciamo il manifesto, fra virgolette, che non è un manifesto della transavanguardia, la teoria di cui abbiamo sentito anche un riassunto nel filmato, è un'opera d'arte per conto suo. Quindi in qualche modo l'arte dei pittori si mescola e va in contraddizione ulteriore con l'arte di chi ha inventato questo momento e l'ha progettato accuratamente. Adesso velocemente alcune cose per chiudere questa sintesi, anzi 2 cose sostanzialmente che vorrei dire per concludere. Il carattere ermafrodita di quest'arte, cioè l'essere quest'arte della transavanguardia non sempre maschile e femminile, cioè esclusiva e inclusiva, certo, trans, ed essere soprattutto, e questo mi sembra il dato che a me interessa di più, mi prende di più come architetto osservando queste opere, la sospensione di questi artisti fra l'idea di origine e l'idea di inizio, che sembrano 2 idee, diciamo la stessa idea, in realtà no, perché l'origine è il luogo da dove nascono le cose, quindi da dove scaturisce l'immaginario pittorico, da dove viene fuori per esempio il senso del colore, che significa cancellare per esempio la propria memoria o recuperarla. Si è parlato prima di nuovo nell'intervento di Achille Bonito Oliva della memoria, cioè io direi che più che memoria è ciò che precede la memoria, questo strato ancestrale dove galleggiano, vivono per esempio gli archetipi piuttosto che le memorie strutturate. Ebbene, l'origine appunto è questo luogo nativo, l'inizio invece dal latino inire significa cominciare un viaggio, entrare dentro. E quindi tra questo entrare dentro e questo guardare il luogo dove nascono le cose, secondo me si sviluppa questo misterioso, diciamo, ambito poetico degli artisti della transavanguardia, che sono diciamo diventati 5 dopo una fase in cui il numero non era così chiaro, ma 5 non è affatto poco significativo. 5 è il numero che combina il primo numero pari e il primo numero dispari, è la somma del primo numero pari e del primo numero dispari, perché il numero 1, come sappiamo da Pitagora, non è classificabile né come pari né come dispari.
ed è 5 il numero che simbolicamente evoca il cosmo, quindi c'è quest'idea che 5, che sono anche le dita della mano, Anche Fibonacci, no? certo, rappresenti questa totalità, quindi ha un significato anche simbolico, oltre a essere un numero strategico, perché 5 costituisce un manipolo d'assalto che può essere identificato laddove 7 o 8 artisti che magari avrebbero potuto essere inseriti in questo gruppo avrebbero sciolto, per così dire, la carica eversiva e corrosiva di questa insita in questa operazione, in una dispersione di temi, eccetera. Quindi il 5 anche si colora, no, di questa qualità, sono le punte della stella per esempio, ma anche il pentacolo del diavolo, quindi quest'idea anche di incursione quasi diabolica nei territori dell'arte. Certo, e quindi secondo me queste sono le cose le osservazioni che faccio, e chiudo con una riflessione sul futuro. Io intravedo un limite nel successo stesso della Transavanguardia, che nel tempo si è trasformata nell'istituzione più rappresentativa dell'arte italiana degli ultimi 40 anni. Quindi è diventata un'istituzione, più che essere una corrente artistica. E in questo essere istituzione sto pensando in particolare per esempio all'opera di Mimmo Paladino, ad esempio, ma anche di Clemente, eccetera, per un verso o per l'altro lacerano il tessuto ormai della loro appartenenza al mondo dell'arte, sono diventate come dei santi, per così dire. Noi abbiamo la rappresentazione dell'Italia oggi nel nomadismo di Clemente, nella verticale, abissale ricerca del fondamento primitivo da parte di Paladino. Ecco, questo secondo me istituzionalizzarsi della Transavanguardia potrebbe alla fine, nella storia che se ne scriverà, negli esiti possibili, congelare questo movimento, conferendo adesso delle tonalità che sarebbero in contrasto con quelle originarie. Questa è la mia preoccupazione. Forse la grande mostra di Milano avrà bisogno tra poco di una mostra correttiva che, come dire, apra ai nuovi territori che questi artisti staranno sicuramente affrontando. Grazie. Infatti è già tutto preannunciato nel catalogo di Milano, nel saggio introduttivo di Achille, che in qualche modo rielabora e amplia sul tema delle distopie dell'arte, le transavanguardie dopo il 2011. Questo lascia presagire quello che Franco Purini ci ha fatto temere. Grazie, passo la parola ad Andrea Cortellesi. Sì, anch'io come Franco Purini offro uno sguardo marginale, laterale a qualcosa che in fondo nasce, come vedremo, nel mondo dell'arte, nel terreno, nel campo dell'arte, ma con un'ottica a sua volta felicemente disassata, scentrata, e cioè da un punto di vista che ha molte tangenze con quella che è la mia formazione, insomma, con la letteratura di quegli anni e con la riflessione sulla letteratura che in quegli anni alcuni autori, alcuni scrittori ci offrono. Il punto di partenza però invece è squisitamente attuale ed è qualcosa che è molto esterno rispetto appunto al percorso della Transavanguardia e anche tutto sommato a quella fortuna della Transavanguardia a cui faceva cenno Purini, e cioè a una mostra recente di Maurizio Cattelan a New York. È stata ricordata come uno dei suoi primi lavori, il primo catalogo forse che abbia pubblicato, dal titolo Biologia delle passioni, che esce proprio a 10 anni dal lancio della Transavanguardia, nella data evidentemente climaterica del 1989, contiene una citazione proprio da Pasolini, che prima Purini evocava, dalla Terra vista dalla Luna, che pronuncio sicuramente male. Chi ce l'ha il coraggio di ricominciare? Siamo proprio finiti. Amen. Ora, a distanza di 22 anni da quel tempo, quando appunto è stata inaugurata al Museo Guggenheim di New York la mostra di Cattelan che si intitola Tutto, All, questa mostra, questo percorso che è al contempo autocelebrativo ma come sempre in Cattelan anche autodissacratorio, si conclude con l'immagine dell'artista che prende la via dell'uscita, appunto, con una pietra tombale sotto braccio su cui è scritto The End. Ecco,
Perché ho evocato appunto questa fine che coincide con la fine di tutto e con un amen, appunto, con una nunc dimittis? Perché il momento in cui Achille ha scelto di segnare come memoria dei 150 anni dell'identità italiana appunto un ricordo, una riattualizzazione della transavanguardia, ha coinciso, per eterogenesi dei fini evidentemente, con la notissima mostra al Victoria and Albert Museum di Londra sul postmodernismo, postmodernism, scusate, Style and Subversion 1970-1990. E da allora, dall'autunno dell'anno scorso, si sono susseguiti appunto sul postmodernismo e sulla fine del postmodernismo, che la mostra di Londra presenta come ormai movimento storicizzato e chiuso, addirittura dando come data conclusiva il 1990, che anche a me pare una data piuttosto alta per questo tipo di considerazione. Comunque su questa fine, su questo tramonto, su questo autunno del postmodernismo si sono spese moltissime pagine, sono state realizzate moltissime appunto messe cantate e messe di requiem. Allora, evidentemente, se è vero quello che diceva prima Purini, cioè se la transavanguardia effettivamente, per quanto riguarda l'Italia, quantomeno coincide ed è il fenomeno più rappresentativo di quello che definiamo postmodernismo, e che è un grappolo, è il caso appena di ripetere, un insieme, un cluster di poetiche diverse, come appunto poi il caso dei cinque autori della transavanguardia, e come il caso poi, come vedremo, appunto di tutte le operazioni più o meno avanguardistiche. Questa coincidenza, questa sovrapposizione, questa sovraimpressione tra transavanguardia e postmodernismo riguardo appunto a quella che è la discussione attuale sulla fine presunta del postmodernismo o del postmoderno, appunto è estremamente sintomatica e rivelatrice. Ci deve naturalmente far fare delle domande un po' nello spirito del vecchio Croce, insomma, di quello che è vivo e quello che è morto oggi, non della filosofia di Hegel, ma appunto del postmodernismo e della sua appendice o della sua componente primaria in ambito artistico, appunto la transavanguardia. Poco fa ho avuto un piccolo battibecco tra postmodernismo e postmoderno, ma è un equivoco, un battibecco che non è casuale, perché è stato, soprattutto in Italia, nella discussione italiana su questo tema, un equivoco che si è ripetuto diverse volte. Addirittura quando venne tradotto il libro forse più importante, il saggio forse più importante, che spiega le dinamiche culturali, economiche e sociali che sono sottese appunto alla postmodernità, e cioè Postmodernism or the Logical Culture, del Cultural Logic of the Late Capitalism, il postmodernismo o la logica culturale del tardo capitalismo di Friedrich Jameson, nell'89 ancora una volta viene tradotto solo un capitolo del volume, il capitolo sull'architettura, per l'appunto, sulla descrizione, la celebre descrizione dell'hotel Bonaventure di Los Angeles, che Jameson aveva anticipato nel suo libro su, credo, New Left Review o su un'altra rivista marxista statunitense, e quindi viene tradotto appunto col titolo Il postmoderno o la logica culturale del tardo capitalismo, questo solo capitolo, da Garzanti. Questo piccolo incidente o questo atto prematuro, diciamo, dal punto di vista editoriale, impedisce di fatto la circolazione dell'opera complessiva di Jameson, che esce solo 2 anni dopo negli Stati Uniti, appunto col titolo prima ricordato, nel 1991, e che viene tradotto, grazie a Stefano Chiodi che è seduto qui alla mia destra, nella collana da lui diretta per l'editore Fazzi, solo, pensate, nel 2007. Viene tradotto col titolo, però fortunatamente restaurato, col titolo corretto, cioè Postmodernismo o la logica culturale del tardo capitalismo, perché io ho l'impressione, in tutte queste discussioni che si sono avvicendate negli ultimi mesi, nelle ultime settimane addirittura, o forse addirittura negli ultimi giorni, sulla fine del postmoderno, che quando si parla di fine del postmoderno si parla di fine del postmodernismo, cioè delle poetiche che, come appunto la transavanguardia, si sono in qualche misura esplicitamente rifatte a un'analisi storico-politica di un periodo, di un'età, di un tempo e di una cultura, come dice giustamente Jameson, che invece è tutt'altro che tramontato e che appunto definiamo postmoderno o postmodernità. Quei caratteri
quei caratteri, prima Purini giustamente contrapponeva una lettura francese, diciamo, della postmodernità da parte principalmente di Lyotard in chiave di immaterialità, e una lettura italiana in chiave invece corporale e corporea, che appunto trova in Achille Bonito-Oliva il suo maggiore interprete. Ecco, questa contrapposizione in fondo ci rinvia appunto a dei caratteri diciamo della nostra antropologia, del nostro modo di vivere, e quindi anche caratteri sociali, economici, politici, come li descrive Jameson, che sono tutt'altro che tramontati. Pensate alla smaterializzazione del denaro. Purini citava come alba del postmoderno il 72, i limiti dello sviluppo. Si potrebbe citare il 1971, quando Richard Nixon abolisce la convertibilità diretta del dollaro in oro, e quindi in qualche misura sancisce in termini economici e politici una smaterializzazione del denaro che oggi, 2011-2012, raggiunge il suo vertice e raggiunge la sua capillare e traumatica per noi diffusione imperialista nel mondo occidentale. Questa smaterializzazione coincide però, appunto, come è tipico delle dinamiche postmoderne, col suo contrario, appunto con una cosalizzazione, con un'oggettificazione dei corpi, che anche questa è molto evidente e che nasce appunto negli anni 70, ma si spinge in modo appunto altrettanto clamoroso fino al nostro tempo. Quindi le dinamiche della postmodernità sono tutt'altro che tramontate. Quello che probabilmente invece davvero si è concluso con gli anni 90 è la forza trainante, la spinta culturale, l'innovazione. Mi rendo conto che questo è un termine paradossale parlando di postmoderno e di transavanguardia, che queste poetiche avevano, cioè un modo creativo, un modo nuovo, comunque forte di interpretare quelle logiche culturali. Ecco, come erano fatte queste dinamiche, come venivano interpretate queste dinamiche dagli artisti del postmodernismo e quindi dalla transavanguardia? Un'altra cosa molto interessante che diceva Purini, una delle contraddizioni felici della transavanguardia è appunto quella di aver in qualche misura messo tra parentesi, attraversato, campionato, riciclato e annullato appunto l'avanguardia, ma al contempo essersi comportata la transavanguardia come una nuova avanguardia, come qualcosa che viene dopo e che seppellisce ogni ipotesi d'avanguardia. Ecco, questa contraddizione, questo vero e proprio ossimoro permanente è tipico del postmodernismo nel suo complesso. Sia il postmodernismo sia la transavanguardia contengono al loro interno, proprio nella loro terminologia, il loro contraltare dialettico, il modernismo e l'avanguardia. Lo sussumono, lo fanno proprio, e al contempo post trans che si pongano rispetto ad esso lo sussumono, lo fanno proprio, e al contempo lo negano, lo esibiscono nel momento in cui appunto è tramontato, un po' come hanno fatto a Londra con lo stesso postmodernismo. Lo museificano, lo citano, lo riprendono e in qualche misura lo rivitalizzano nell'annullarlo definitivamente, nell'ucciderlo in maniera definitiva. E questo la vera strategia, soprattutto appunto di colui che ha inventato il movimento, del vero artista, diciamo, come diceva Purini, e cioè di Achille. Quello appunto di aver utilizzato una logica fondamentalmente avanguardista per poter passare oltre l'avanguardia e fare qualcosa che con l'avanguardia non aveva più niente a che fare. Non aveva più niente a che fare, appunto, lo ha spiegato molto bene nell'intervista che abbiamo appena ascoltato, con quello che lui ha definito darwinismo linguistico, cioè con l'idea appunto che ogni stile, ogni poetica debba cancellare e superare le precedenti, ma invece di avanguardistico in questa logica c'è, per esempio, dal punto di vista proprio del comportamento, l'idea di raggruppare poetiche diverse, di mettere insieme autori che in fondo tra loro sono abbastanza incompatibili. Ecco, proprio pensando alla letteratura e pensando a un episodio che tutti noi associamo all'avanguardia, alla logica modernista dell'avanguardia, ma che forse invece proprio per questo consentirebbe di essere letto in un modo diverso, pensiamo a quello che era successo all'inizio degli anni 60, 1961 in particolare, quando esce l'antologia I Novissimi, che rinnova radicalmente la poesia italiana, sicuramente si pone con un'aggressività paragonabile a quella che avrà 20 anni dopo la transavanguardia nei confronti del panorama letterario,
ed è una cultura, questa letteraria e poetica, di cui Achille è molto imparentato, perché appunto i suoi esordi, prima citati appunto come rimontando alla fine degli anni 60 come il momento davvero decisivo della sua affermazione, della sua maturazione di critico ed intellettuale, ecco, in quel momento Achille ha anche un episodio letterario, pubblica una cartella per l'editore San Pietro dal titolo Made in Matter e partecipa nel 1967 all'ultimo convegno della Neoavanguardia, appunto del gruppo 63. Ancora una volta inizio e fine, come vedete, combaciano, no? Sono un chiasmo che si specchia su se stesso. Ecco, questa logica avanguardista, diciamo, nel raggruppare cose distanti, raggruppare autori differenti e probabilmente dissonanti, viene ripercorsa appunto, chissà quanto casualmente, all'atto di fondazione della Transavanguardia. Anche qui ci sono delle simmetrie sconcertanti. Gli autori sono 5, esattamente come i novissimi del 1961, e a differenza però del 61, quando uno dei novissimi, Alfredo Giuliani, è il teorico e scrive l'introduzione del volume decisivo, in questo caso invece il teorico, l'introduttore per così dire, si trova all'esterno rispetto al campo osservato, ed è questa una cosa evidentemente molto, molto importante. Si potrebbero fare molti altri discorsi sulle poetiche e sul modo in cui si rapportano con, per così dire, il panorama culturale di quegli anni, i singoli autori, i 5 artisti della Transavanguardia. Nel catalogo appunto della mostra milanese si trovano molte testimonianze, molte citazioni interessanti. Per esempio torna molto la metafora del deserto, no? Questi autori che si confrontano con un deserto che evidentemente è stata la cultura degli anni 70, questa tarda propagine del modernismo che coincide poi evidentemente con un periodo storico molto problematico per quanto riguarda evidentemente l'Italia, con l'idea di essere reduci da una catastrofe, con l'idea di essere dei sopravvissuti. Sono metafore che tornano con molta insistenza nelle autodescrizioni di questi artisti. Però, avviando verso la conclusione, quello che a me colpisce nel modo in cui appunto oggi si parla degli artisti della Transavanguardia, ma anche nel modo in cui si parla appunto del postmodernismo nel suo complesso, quello che mi colpisce è, per così dire, un altro strabismo, un altro strano modo scentrato di guardare le cose. Strabismo è un'altra metafora molto importante per Achille. Passo dello strabismo è questo libro prezioso, non più ripubblicato dal 1978, che per me, insomma, che sono un ammiratore di Achille anche come scrittore, per così dire, è il suo vero capolavoro da questo punto di vista, ed è un libro veramente curioso, perché esce 2 anni dopo l'ideologia del traditore, che prima diceva Achille essere stato un po' il punto di svolta, no? E effettivamente, se oggi lo rileggiamo, come possiamo rileggerlo perché sta per essere ripubblicato, effettivamente è un libro straordinariamente sintomatico del clima culturale che appunto produrrà di lì a poco la Transavanguardia. Però Passo dello strabismo, che esce 2 anni dopo e quindi, come dire, è posteriore a quella riflessione, a quella ricerca di radici nel manierismo cinquecentesco, in realtà ospita al proprio interno un capitolo chiave che si intitola La citazione deviata, l'ideologia, che Achille aveva scritto e pubblicato tra il 72 e il 73, quindi le date tornano ancora su quel periodo di passaggio, no? Tra il 71 e il 76, che davvero è un periodo decisivo per capire che cosa si stava modificando. Quell'intervento, La citazione deviata, l'ideologia, contiene già in nuce, per così dire, l'ideologia del traditore. Quindi già 4 anni prima, la pubblicazione di questo libro così importante, in realtà dal punto di vista ideologico, è il caso di dire, dal punto di vista concettuale, le forze in campo, per così dire, erano molto ben schierate. E tra l'altro siamo in sintonia con un altro episodio fondativo del postmodernismo italiano, della consapevolezza del postmoderno degli scrittori italiani. Nel 1973 esce sul Verri un saggio, anche questo mai più ristampato, dall'autore, di Gianni Celati. Gianni Celati a sua volta partecipò al convegno, anzi forse al convegno precedente, quello del 66, allo stesso, quello di Fano, del gruppo 63, quindi, come dire, l'ultimo scrittore che si aggiunge insieme proprio ad Achille al treno della neoavanguardia, ma effettivamente Celati, quando pubblica il suo primo libro nel 71, Comiche, è già una cosa diversa, è già qualcosa che si contrappone appunto all'esperienza della neoavanguardia, ma che non si contrappone mai sul piano, per così dire, appunto politico, frontale, ma appunto con quell'occhio obliquo, con quello sguardo strabico che appunto Achille ha codificato nel modo appunto in cui il
la sua interpretazione del postmodernismo si contrappone al modernismo stesso. Il racconto di superficie, questo è il titolo del saggio di Gianni Celati, appunto nello scegliere quest'ottica geometrica, ancora prima che geografica, che sarà chiave evidentemente nella riflessione poi degli anni 70, della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, di Vattimo e degli altri teorici della postmodernità italiana, appunto l'idea della superficie, di Nietzsche, dello slittamento, della maschera, e tutti questi altri temi che diventeranno di uso comune, di circolazione quasi corriva, insomma, negli anni 80, appunto nel 73 Celati li imposta per primo. Quindi siamo appunto nel momento aurorale di questa storia. Oggi siamo alla fine di questa storia, siamo appunto nel momento terminale. E che cosa fa Achille? Questo è il vero gioco di prestigio con questo ciclo di mostre, con questo stesso pomeriggio, con tutti questi avvenimenti in cui sta, per così dire, celebrando e seppellendo la sua creatura, appunto la transavanguardia. Ecco, lui diceva nell'intervista che abbiamo ascoltato con Flaubert, la transavanguardia c'est moi, e come dire, è lui l'unico che possa compiere quest'atto proditorio, insomma, no? Di celebrarla insieme e insieme appunto di definitivamente concluderla. Purini giustamente poneva un dubbio sull'attualità, sulla forza trainante, sulla spinta che può ancora avere quella interpretazione della postmodernità che coincide con la transavanguardia, ma certo Achille ha fatto un passo di strabismo, ha fatto un passo laterale, o per usare la sua metafora più cara, ha fatto un tradimento nei confronti appunto della transavanguardia, nel momento in cui, ponendosi come suo alfa e suo omega, come suo inizio, come suo iniziatore, come sua matrice celibe, appunto all'altezza della fine degli anni 70, oggi appunto nel consumarne la definitiva storicizzazione definitivamente la uccide. Grazie. Spero che Stefano Chiodi, dall'alto della sua sensibile differenza, nonostante il suo saggio sia forse tra i più corrosivi contenuti nel catalogo di Milano, riesca a dare speranza ancora alla transavanguardia, soprattutto ai giovani, ai tesori dell'arte, appunto gli artisti. Grazie. Dunque io a differenza degli illustri relatori che mi hanno preceduto, in effetti sono un critico e uno storico dell'arte, e devo dire che parlare davanti alla Galatea e dietro, diciamo, alle spalle con San Luca e Napoleone qui a sinistra, in qualche modo insomma, mi dà la misura di un'impresa alla quale forse insomma, non sono adatto. Però quando Achille qualche mese fa, anzi diciamo quasi un anno fa, mi propose di occuparmi della transavanguardia per il catalogo della mostra, della grande mostra di Milano, ho accettato molto volentieri un compito che in effetti si proponeva molto interessante e molto nuovo per me, che non avevo mai frequentato criticamente da studioso, diciamo, quel territorio, ma soprattutto perché il compito che in qualche misura ho portato a termine poi con il saggio appunto che appare nel catalogo della mostra di Milano è un compito di cui effettivamente si sentiva e forse ancora oggi si sente l'esigenza, proprio perché 30 anni sono un tempo sufficientemente lungo, una volta si sarebbe detta c'è una generazione insomma di distanza per fare, diciamo così, una valutazione storica, anche se devo dire dal mio punto di vista e credo anche dal punto di vista di Andrea Cortellessa, la storia non è come dire, un processo irreversibile da un'origine verso un futuro, ma in realtà è come sempre una dialettica e una ricapitolazione in cui appunto passato e presente si pongono in una relazione biunivoca e non solo da un punto di vista, diciamo, dell'origine, ma appunto anche di ciò che per noi è vivo e di ciò che per noi ha significato in quell'esperienza. Il mio testo in effetti cerca di parlare. Anche perché poi sostanzialmente quando noi appunto abbiamo ascoltato nelle parole di chi mi ha preceduto, esaminiamo l'oggetto transavanguardia, ci accorgiamo che per comprenderlo è necessario allargare il campo di indagine a un prima che è appunto la sua preistoria nei tardi anni 60 e nei primi anni 70 e sicuramente a un dopo che è la nostra attualità, gli ultimi anni, forse proprio questi giorni. Perché? Perché in qualche modo l'oggetto si propone già
in sé come un oggetto anfibio, come un oggetto che sta a cavallo, diciamo, tiene i piedi su due continenti, il continente del moderno, diciamo così, evocato appunto da Andrea Cortellessa, della neoavanguardia degli anni 60, con tutto ciò che questo naturalmente comporta nella specificità del campo artistico, e la postmodernità che si apre appunto convenzionalmente alla fine degli anni 70 e che oggi sembrerebbe, diciamo, arrivato il momento di chiudere o quantomeno di dichiarare, diciamo, finita. Ma quello che è interessante e che lo storico dell'arte in qualche modo fa normalmente è che quando si interrogano dei fenomeni artistici in cui l'elemento della citazione, l'elemento della ripresa, l'elemento della dissacrazione di un linguaggio dominante attraverso la riscoperta di un mondo arcaico, è una tipica manovra, diciamo così, d'avanguardia, no? Il primitivismo di Picasso va contro l'estetismo ottocentesco, perché in qualche modo l'arcaico africano o l'arcaico ispanico sono linguaggi che veicolano, diciamo, una forza e un'energia formale assolutamente incomprensibili, assolutamente incompatibili con la norma, diciamo, con il linguaggio dominante. E così sicuramente il repêchage dei linguaggi delle avanguardie europee, sicuramente della fase espressionista, della pittura tra le due guerre mondiali e sicuramente di De Chirico, eccetera, appare effettivamente, e apparve a molti se non tutti gli interpreti di quel tempo, l'elemento che dominava in qualche misura la loro prospettiva stilistica, la loro volontà. Si parlava appunto di citazione, di citazionismo, di neoespressionismo, non solo a proposito della transavanguardia. Ricorderete sicuramente le grandi mostre Bildstreit a Berlino, la grande mostra sulla pittura The New Spirit of Painting a Londra. Sono tutte mostre che appunto indagavano questo presunto o vero ritorno a un modello di arte fatta appunto non solo, è il caso di dire, con le mani, col pennello, col colore, ma soprattutto fatte da un artista che è dentro la storia dell'arte, cosa che appunto alla fine degli anni 70 forse non era più così evidente. Ma per me, che appunto accostandomi a questa materia in qualche misura con occhi vergini, anche se sono stato molto giovane spettatore delle grandi mostre della transavanguardia, ebbene sì, il problema appariva anche un problema di restaurare effettivamente e di riportare in primo piano una continuità da un punto di vista non soltanto, diciamo, storico-artistico, ma anche e soprattutto della cultura e anche della politica, con quelle esperienze che già nell'ambito di una stagione che convenzionalmente possiamo definire di neoavanguardie, in realtà manifestavano questa differenza. Io credo che studiando la transavanguardia e studiando naturalmente, come avete appena sentito, i testi che la preparano, cioè in particolare appunto l'ideologia del traditore e il passo dello strabismo di Achille, ci si rende conto che i germi e i pensieri che poi alimentarono e tuttora in qualche modo alimentano l'analisi di Achille si trovano già molti anni prima, e soprattutto si trovano, e la cosa è molto interessante, non solo nei suoi scritti ma nell'opera di alcuni artisti, in particolare di Gino De Dominicis, di Luigi Ontani, di Vettor Pisani, cioè di artisti che nella primissima parte degli anni 70, cioè proprio nel 70 in alcuni casi, cioè nell'anno topico in cui Achille organizza la sua prima grande mostra, Amore mio, a Montepulciano, e poi subito dopo Vitalità del negativo a Roma, e poi Biennale di Parigi, e poi ancora contemporanea, insomma le grandi mostre che un po' lo hanno consegnato alla storia delle esposizioni appunto di quel periodo. Questi artisti rappresentano già nel momento dell'ascesa e della solidificazione internazionale della neoavanguardia italiana, sostanzialmente dell'area, diciamo, coperta dall'esperienza dell'arte povera e dall'arte e dalle esperienze comportamentali e concettuali che trovavano in Italia ovviamente larghissima eco. Già in quel momento la presenza di artisti che Achille segue fin dall'inizio, scrivendo addirittura le prime recensioni, i primi cataloghi, manifesta in realtà una volontà molto, molto precisa di rompere questa coinè avanguardistica, ma romperla non in chiave, diciamo, banalmente
appunto reazionaria, ma dialettica, cioè mostrando come in realtà a quell'altezza, nei primissimi anni 70, non è più soltanto il problema del, per esempio, materiale artistico nel senso di materia che si pone all'arte, nel senso per esempio con cui lo pongono alcuni degli esponenti dell'arte povera, no? Pensiamo a Mario Merz o a Giuseppe Penone, che sono artisti nei quali appunto l'uso, la manipolazione, e Iannis Kounellis ovviamente, l'uso e la manipolazione di materiali, in particolare di certi materiali di origine naturale non toccati da processi industriali, arriva, diciamo, a una, come dire, pienezza simbolica, a una importanza, diciamo, fondamentale. Ebbene, Achille in quegli anni parla di usare la storia dell'arte come materiale, cioè usarla come appunto come si usano i materiali appunto naturali in chiave antimodernista per rompere appunto la disciplina modernista alla Le Corbusier o diciamo di origine astratta, quel genere di cultura che conosciamo bene, poi anche in Italia ha avuto una grande storia, di rompere questa identificazione, diciamo, con quella che è stata poi chiamata famosamente la tradizione del nuovo, cioè il superamento costante come paradigma di ogni azione artistica, di ogni azione politica anche in generale, ma di romperlo attraverso un'operazione di smontaggio allegorico, ovvero la cultura, il patrimonio della modernità concepita come un campo largo in cui, diciamo, Cézanne, De Chirico sono presenti allo stesso titolo dell'arte religiosa popolare, dell'imagerie pubblicitaria in termini così sentimentali e kitsch, del disegno, di una certa cultura o sottocultura pittorica di origine così indeterminata. Ecco, tutti questi elementi sono in qualche modo combinati e riattualizzati in una visione in cui appunto domina l'idea di una discontinuità. Si è verificata una discontinuità a un certo punto. Se pensate che per esempio una delle opere fondamentalmente, diciamo, ancora degli anni 60 di Gino De Dominicis, cioè Il tempo, lo sbaglio, lo spazio, il famoso scheletro appunto che con il cagnolino anch'esso scheletrito al guinzaglio, è un'opera che appunto viene prodotta nel 69, ma di fatto poi è un'opera paradigmatica proprio degli anni 70 italiani, in quanto appunto mostra come una sorta di ribaltamento ciò che la famosa effigie di Joseph Beuys, La rivoluzione siamo noi, no? L'artista che occhio davanti, che guarda davanti a sé e che cammina in marcia verso il futuro. De Dominicis gli fa una sorta di controcanto ironico, ecco il futuro che attende l'artista, l'eroe, la figura eroico-cosmica, come si sarebbe detto. Allora io penso che studiare la transavanguardia vuol dire innanzitutto riattivare questa relazione cogente con una tradizione italiana, specificamente dell'arte italiana, non a caso non assorbita, non sufficientemente come dire apprezzata fuori dai nostri confini per lunghissimo tempo, quasi che appunto l'eresia di Vettor Pisani, di De Dominicis non fosse iscrivibile in nessuna casella disponibile del linguaggio e del discorso diciamo così critico internazionale, e poi ricongiungerla con una delle matrici che è stata appena citata da Andrea Cortellessa, ovvero con quel pensiero debole che negli anni '80 articolava in una maniera molto specifica, direi non solo italiana ma diciamo europea o eurocentrica, la tematica appunto della fine del moderno, perché è esistita evidentemente, tuttora ce ne accorgiamo, una postmodernità soprattutto di matrice anglosassone che ha visto nel modernismo, in particolare nel modernismo incarnato da una figura di un critico d'arte che si chiama Clement Greenberg, che è appunto la figura che domina un po' il panorama, il paesaggio artistico tra anni 40 e 60 negli Stati Uniti, e che è il fautore di una idea molto, molto, come dire, canonica di modernismo pittorico, come specificità di linguaggio, come determinazione di parametri molto precisi, per esempio appunto la pittura è flatness, è piattezza, no? È specificità dell'uso del colore eccetera, laddove invece appunto
appunto le esperienze artistiche che si sono sviluppate da quel momento, pensate anche già al movimento Fluxus, che contiene molte di queste intuizioni. I linguaggi artistici poi postmoderni sono fondati invece su un continuo slittamento tra i generi, i medium, eccetera. Io penso che la relazione indiretta ma molto feconda con quella che era invece la riflessione che in quegli anni facevano Vattimo e altri filosofi italiani ed europei sia molto interessante, perché ci fa capire invece come il problema visto da questa sponda dell'Atlantico non fosse quella di, come dire, adattarsi a una condizione iperurbana, multiculturale, in cui i soggetti, diciamo, alcuni soggetti, il soggetto femminile per esempio, che è stato, come dire, riportato al centro del discorso dal movimento femminista molto più in campo anglosassone che europeo, fino a un certo momento, diciamo tra anni 60 e 70, poi anche da noi c'è stato un forte impulso a riconsiderare appunto anche la storia da quel punto di vista. Ma certamente per Vattimo e compagni il punto vero è la finis Europae, cioè la fine di una concezione eurocentrica della cultura di cui si prende atto nel senso che si è già verificata quando appunto se ne parla, ma di fronte alla quale la risposta non è appunto la transizione alla immaterialità appunto postmodernista, quanto invece come dire, l'apertura al negativo che sta dentro il moderno europeo, il negativo nicciano, il negativo della cultura europea tra le due guerre, cioè quella parte precisamente di storia che non passerà mai all'interno del canone, chiamiamolo così, anglosassone, ma che diventerà poi in quegli stessi anni l'elemento cruciale attraverso il quale in qualche misura gli intellettuali italiani e gli artisti anche si misurano nel loro lavoro. Ecco, io penso che queste due operazioni dialettiche in qualche misura, perché da un lato noi recuperiamo una memoria più lunga di quello che lo studio della transavanguardia ci dovrebbe sulla carta permettere, cioè andiamo all'interno, diciamo, dell'epoca neoavanguardista per trovare lì i germi di una decomposizione di quel discorso, e dall'altra allarghiamo la visuale non più non ci limitiamo più al piano del discorso sull'arte, ma ci rendiamo conto che il discorso è anche un discorso filosofico, ma soprattutto un discorso politico. Credo che ci consenta di dire una cosa molto eretica, che Achille, che ha fatto, diciamo, un'operazione chirurgica di politicizzazione o deideologizzazione del linguaggio sull'arte, forse potrà perdonarmi. Cioè, io credo che alla fine il problema di Achille sia anche un problema politico, cioè un problema di restituire un'identità all'Europa, e non solo all'Italia naturalmente, ma restituire un'identità all'Europa nel momento in cui questa identità si dissolve, in cui il primato culturale europeo viene, diciamo, intaccato e sostanzialmente azzerato da un punto di vista del discorso sociale, economico, politico, strategico mondiale. Siamo lontani nel 79 dalla globalizzazione post caduta del muro di Berlino, ma ce ne sono tutti i segni, no, evidenti nel discorso pubblico di quegli anni. Il neocapitalismo sta avanzando e ben presto dominerà l'intero globo in una Italia, diciamo così, violentemente uscita da una stagione terribile, però anche fecondissima e sperimentalissima come gli anni 70. Occorre in qualche misura ritrovare la memoria, ma senza farsi illusioni. Ecco, c'è un dettaglio molto importante: l'operazione di Achille non è un'operazione nostalgica, non è un'operazione che si illude di poter restaurare la pittura. Ci sono dei passi nei suoi testi, soprattutto nei testi appunto seminali del 79, 80, 81, in cui costantemente si torna su questo. C'è una consapevolezza concettuale, intellettuale nel lavoro dell'artista, c'è un atteggiamento come dire, di conoscenza teorica che precede l'atto pittorico. Non c'è, come è stato, bisogna dire, in altri casi e in altri contesti, una sorta di illusione o autoillusione che la pittura fosse, insomma, la cura del male. La pittura è soltanto un modo, in realtà, per far vedere più chiaramente il sintomo di questa decomposizione. La pittura è un mezzo allegorico, non è un mezzo quindi che aspira a una unità, non può farlo, questa unità è perduta, ma era perduta forse già appunto nel manierismo e sicuramente
durante, diciamo, nel corso della modernità. Non si può restaurare nulla, ma si possono usare questi frammenti, questi oggetti morti che sono appunto le grandi narrazioni, si possono usare per nello stesso tempo ricominciare a fare. Questo è un elemento determinante, insomma, della poetica transavanguardista. Ricominciare a fare vuol dire ricominciare a produrre immagini, ricominciare anche a ragionare in termini di creazione e di immaginazione, e questo è uno dei compiti tradizionali dell'arte. Ma è anche vero che attraverso questa operazione si tenta di dare, come dire, un'anima al presente, e questo è un elemento sicuramente non solo, diciamo, di poesia o di letteratura, è un elemento anche indubbiamente di commercio sociale. Esiste un problema, si tenta di fornire una risposta che in un tempo estremamente più duro, più metallico, più affilato e più spietato come il nostro, suona in qualche modo stranamente interessante. Grazie. Grazie a Stefano Chiodi, sono contento che abbia parlato di questa necessità di restituzione di questa identità all'Europa, che abbia fatto riferimento a Vattimo, aggiungerei, ma già lui ne ha parlato, anche Pieraldo Rovatti per l'importanza che ha avuto, così come tra gli artisti sono contentissimo che siano ritornati fuori i nomi di De Dominici, i nomi di Vettor Pisani, anche Salvo mi pare che potrebbe essere indicato all'interno di questa compagine, e ricordo a proposito di questa identità che una mostra troppo trascurata è stata quella di Achille, mi pare dell'82, che si chiamava Avanguardia Transavanguardia alle Mura Aureliane, una mostra epocale come quelle che ho citato all'inizio, e allestita appunto a ridosso come una sorta di campo di nomadi accampati a ridosso delle Mura Aureliane, in cui questo tentativo di restituire una sorta di identità a livello internazionale ma soprattutto europea mi pare fosse molto chiaro e molto importante. Lascio la parola ad Achille. Grazie. Scusate, siccome ho citato Avanguardia, Transavanguardia 68-77 edizione Electa, prima ho citato il catalogo Schirà, mi sembra importante. Ecco, mi sembra importante citare che all'interno della costellazione Transavanguardia l'editore Giampaolo Prearo è tornato alle vecchie glorie con questi primi cataloghi dedicati ai 3 primi autori esposti al Pecci, appunto al Campo Boario di Modena e al Marca di Catanzaro, e ci aspettiamo anche gli altri. L'ho già detto all'inizio. Non vorrei parlare della transavanguardia. Già mi pare mi avete ascoltato in quel noiosissimo documentario fatto da Alessandro Valeri, a cui dico pubblicamente grazie. Così come ringrazio Francesca Franco, che è la mia colf concettuale. Abbiamo fatto insieme la grande mostra di Boetti al Mare di Napoli e adesso ha collaborato al grande progetto di Palazzo Reale a Milano e anche alle 5 mostre personali. Vorrei riprendere invece dai 4 interventi che mi hanno preceduto un elemento che è costante e che mi interessa molto, l'idea dell'autonomia della cultura e del riscatto della cultura europea. Perché mi interessa molto? Perché quando nasce la transavanguardia e pone il problema dell'identità, il recupero del progetto dolce, della soggettività, eccetera, questo permette di bilanciare quello che era un sistema globale dei linguaggi predominati dai modelli forti nordamericani. Però il problema non era quello di contrapporre al global dei modelli forti nordamericani il local, il dialetto architettonico del postmodern. Trans significa attraversamento, movimento significa dislocazione, ma senza garanzie di un approdo. Intanto un trans è reato, 5 associazione culturale.
Mi pare che avete capito l'allusione. Un trans è reato e 5 associazioni culturali. Non è male, hai capito? A chi mi riferisco? Ma siete di un moralismo. Va bene. Dico, allora, è vero che la Transavanguardia fa questo smottamento da una grande spallata, ed è anche vero che è quel movimento che apre al successo commerciale l'America per l'arte povera. Paradossalmente l'arte povera viene prima, ma sul piano dell'economia è l'accettazione che l'America fa nel suo moralismo protestante di assorbire tutto ciò che non può dare, quindi importazione di una merce culturale che non gli si addice più di tanto, in quanto la memoria, un elemento trainante della postmodernità e della transavanguardia, in America appena 300 anni, in Europa secoli, direi forse qualche millennio. Però che cosa succede? Che si arriva, diciamo, a un concetto più articolato che è quello del glocal, quindi i linguaggi delle avanguardie vengono shakerati come da un barman da questi artisti e rovesciati attraverso uno stile personalizzato dal genius loci, dall'identità, che non è quella territoriale, non è un'identità valleggiana, non è notav, direi proprio l'opposto, capacità di recuperare, perché Picasso, quando c'è una frase di Picasso bellissima che dice: essere originali significa ritornare all'origine. Ora, nella Transavanguardia non c'è nostalgia dell'origine, non c'è l'anacronismo dei tomparoli dello stile di cui Moschini è stato il sostenitore per decenni. È piuttosto, invece, l'uso della pittura, come dice giustamente Stefano Chiodi. L'uso della pittura, però, per arrivare a sconfiggere un altro elemento di cui si parla poco e su cui io sto riflettendo in questo periodo, quello del globish. Scrivi, globish. Nicolini, globish. Che cos'è il globish? È quella globalizzazione che tende a promettere molto ai paesi in via di sviluppo, alle culture postcoloniali che hanno acquistato centralità per forza economica e che grazie proprio, direi, alla cultura della postmodernità e della transavanguardia sono oggi paesi affluenti sul piano della proposta culturale, però diciamo lì non è più il global, ma c'è il globish, ovvero una globalizzazione localizzata ma che parla, diciamo così, con l'accento anglosassone e inglese, sul piano dello stile, delle scelte e direi delle opzioni culturali. Se voi vedete un po' sul piano della mappa curatoriale internazionale, ci accorgiamo che c'è una omologazione che tende sempre a stabilizzarsi, diciamo, sull'oggettistica, sul post concettuale, su una serie di opzioni che sono legittime, ma che tradiscono una teoria, anzi la mia teoria testimonia già con sospetto questo, e cioè il predominio delle 7 sorelle, che non sono quelle del petrolio, ma sono i grandi musei, tranne una di Stato che è il Beaubourg, ma la Francia è un paese di esposizione, non di creazione. Ma nei paesi, nei grandi musei, il Guggenheim, il MoMA, il Metropolitan, la Tate Gallery, lo Stedelijk di Amsterdam lo è stato, ecco che ci accorgiamo appunto che c'è il predominio del globish, quindi un'arte globale che tende a stabilizzare diciamo, un predominio utilizzando anche delle inflessioni del territorio che vanno ad occupare. E allora il problema è proprio questo, considerare che il prefisso è trans, non è post. Perché non ho chiamato la transavanguardia post-avanguardia, come per esempio fece Giuseppe Bartolucci col teatro, come in architettura è stato fatto col postmodern?
perché lì c'è ancora, e Chiodi l'ha accolto non oggi, ma parlando alcune volte anche scritto, e non è che l'ha detto Chiodi questo, lo dico io, ma per dare ragione poi a lui, nel postmodernismo c'è ancora, diciamo così, il sintomo parricida, c'è ancora il complesso di Edipo, sempre la stessa musica, il complesso di Edipo, sempre la stessa musica, e il bersaglio è la modernità. La transavanguardia si disloca in maniera più opportunistica, più nomade, meno, diciamo che è un movimento poco desiderante, volutamente poco desiderante, abitato da una sana amoralità, perché deve smaltire l'ideologia del darwinismo linguistico, che riguarda non solo la cultura e l'arte, ma anche la politica. Quella politica che faceva da sponda alle cosiddette neo-avanguardie degli anni 50 e 60. E qui vorrei ricordare, perché insomma ne testimone Chiodi, il quale affettuosamente, così come ha fatto adesso Cortellessa con un altro mio libro, ha ripubblicato Il territorio magico con una sua introduzione, e già lì è un libro pubblicato nel 71, scritto nel 69, con la copertina di De Dominicis. Io parlo di darwinismo linguistico. Allora, è per dire che ho avuto culo, che non so che dire. Ho avuto culo, ho detto. Sì. Nel senso che non sbaglio un termine. In questo sono proprio un vero manierista. Perché, voglio dire, io parto sempre dal titolo quando scrivo un saggio. È quello che mi illumina e mi spinge e mi permette qualsiasi teppismo linguistico, concettuale e direi senza badare a spese, e applicando sempre, me ne sono accorto nel tempo, rileggendo ogni tanto qualcosa, perché presso i libri, alcuni non me li restituiscono, sti figli della mignotta, però altri me li faccio riportare. Il predominio nel mio lavoro di critico, di teorico e di storico del principio di contraddizione, accorgendomi poi alla fine che è un'ulteriore astuzia per rimanere dentro invece e agganciato a questo rapporto, appunto, come ha detto Cortellessa, dell'avanguardia. Io comincio come poeta, poi sono passato alla poesia e alla prosa, però io penso che se guardiamo bene la poesia di Sanguinetti, che Andrea conosce a menadito, anche lì già si possono, secondo me, ritrovare sintomi di un'apertura che a mio avviso ha dato degli effetti concettuali, per quanto mi riguarda, proprio perché vedevo la differenza tra lui e per esempio Balestrini, che è un vero poeta d'avanguardia. Usa il metodo Gino Knaus, non è Gino, come si chiama? Il cut-up, il taglio delle parole, usa la macchina, la casualità delle frasi intrecciate tra loro, ripigliando l'automatismo psichico, le cadavreschi surrealisti, il dadaismo, eccetera. Ma Sanguinetti invece è già il poeta che lavora attraverso uno stile di action poetry, potrei dire. E questa non è una mia definizione, è una definizione di Cesare Vivaldi, che parlava di action poetry, come c'è l'action painting nelle arti figurative. Ma lo sgocciolamento linguistico e verbale di Sanguinetti è, appunto, come diceva pure Chiodi, portare dentro il peso della storia, quasi recuperare un territorio lessicale che significa anche antropologico. Io sono in qualche modo per natura portato ad avere un'apertura e
e un interesse per l'antropologia culturale, perché il mio primo libro, Il territorio magico, portava come sottotitolo Comportamenti alternativi dell'arte. Ma è vero quello che ha detto Purini, e lo disse Argan, che la transavanguardia era l'ultimo movimento d'avanguardia possibile, perché io avevo adoperato uno stile, una frontalità, un'aggressività, un senso del gioco che è nella tradizione dell'avanguardia. E quindi anche sul piano personale io ritengo di appartenere a una generazione, forse adesso sta rispuntando un'altra generazione che è quella di Cortellessa e Chiodi, non a caso ormai siamo un giro una compagnia di giro che hanno recuperato fuori dalla manutenzione culturale del proprio presente un senso della storia e una coscienza culturale del passato. E direi che nei 5 artisti della transavanguardia c'è, volontariamente, involontariamente, sempre questo tipo di sostanza o di materia mentale e mnemonica. In fondo, per finire, che cosa abbiamo fatto? Che cosa io ho fatto in questi 40 anni, se non progettare il passato? Scrivendo il primo saggio sul traditore, adesso lo confesso, nel 71 ci sono i verbali, quando ho vinto il concorso di assistente ordinario, scritti orali allora erano, all'Università di Salerno, e ho fatto il tema scritto sul traditore, perché era un tema libero. Io ho scelto il 500 e il traditore. Poi Lorenza, che è una mia testimone a carico, ho fatto con gli incontri internazionali con la mia grande amica Graziella Lonardi, con cui ho intrattenuto, come dico, un matrimonio morganatico a livello culturale. Nel 72 c'è il catalogo, ho realizzato una manifestazione che si chiamava Critica in atto, dove per un mese ho invitato ogni sera un critico a fare quello che voleva nello spazio di Palazzo Taverna. Inizia Argan, poi c'è stata Catherine Millet, senza Partus, senza niente con la Millet, è venuta solo a parlare, eccetera. E tutti gli altri critici, Calvesi, Boatto, Menna, Celant, Argan ha cominciato, io ho chiuso, mese di marzo 72, con il saggio La citazione deviata, come dice Cortellessa, 2 punti, l'ideologia. Quindi diciamo che ha ragione Chiodi quando ricorda che non a caso io comincio come critico intanto con una mostra che si chiama Vitalità del negativo, e ricorda ancora, senza far nomi, che questo titolo fu stigmatizzato da una specie di critico d'arte che disse che io riportavo in Italia termini pericolosi che intossicavano la gioventù, il negativo, quindi Nietzsche. E poi appunto direi la mia solidarietà, ma direi concomitanza generazionale, Vettor Pisani e Gino De Dominici, Ontani anche. Salvo fa della pittura d'avanguardia invece, anche se lo rispetto dal mio punto di vista. Ma diciamo però che Vettor e Gino specialmente, che cosa fanno? Spostano l'asse. Diciamo che si oppongono al naturalismo dell'arte povera attraverso una forma di culturismo o di acculturazione del processo creativo, citando non la natura, ma i temi della morte, l'incesto, il problema dell'androgeno e tante altre tematiche, no? E già introducono il tema della citazione. Vetro lavora su Duchamp, su Beuys, su Leonardo, e quindi c'è già questo spostamento, questa progettazione, dialogo col passato, e la preferenza, per quanto mi riguarda, di un'ottica che è quella metalinguistica dell'arte, che io ritengo nasca nel Cinquecento col manierismo e da cui nasce secondo me l'arte contemporanea, e che mi porta appunto a recuperare il Cinquecento attraverso a rebours, un cammino all'indietro,
Quindi non partendo dal passato per arrivare al presente, ma retrocedendo, ho ritrovato nel manierismo la matrice, le attitudini, direi l'identità del contemporaneo. Quindi è chiaro che poi, con tutte le crisi, la crisi epistemologica, metà degli anni 70, ideologia, crisi delle scienze umane, eccetera, al principio di invenzione io comincio a recuperare quello che avevo scritto per l'ideologia del traditore, il principio di citazione, la memoria, il nomadismo culturale, l'eclettismo stilistico, il genius loci, il superamento di una globalizzazione dominata dal globish, appunto, e non dal glocal, restituendo all'arte i suoi motivi interni e considerando la pittura come uno strumento, non come un fine, come un mezzo che permette di coniugare, come ho sempre detto, la manualità di Picasso alle concettualità di Duchamp. La memoria, la citazione ha come oggetto gli stili del passato visibili ma impalpabili, rielaborati e restituiti in una complessità sotto il segno del riciclaggio, della riconversione, della destrutturazione, dell'assemblaggio, senza più contrapposizione tra astratto e figurativo, e direi anche conservando, e mi pare molto evidente in tutte e cinque, caratteri che in qualche modo hanno permesso di evitare felicemente l'omologazione di gruppo. Io per finire dico che la transavanguardia si muove da una parte e dall'altra è una famiglia di artisti che non sono parenti tra loro. Grazie.